Siamo alla seconda giornata del Vinitaly, siamo nello spazio della Regione Veneto con Giancarlo Cestaro. È stata una giornata molto intensa, parecchi gli eventi, sia all'interno del padiglione del Veneto sia negli altri. Quali sono quelli che in qualche modo hanno caratterizzato lo spazio della Regione Veneto? Sì, oggi siamo arrivati alla giornata del lunedì, alla fine della giornata del lunedì, e abbiamo avuto 5 incontri importanti in questa sala realizzata proprio all'interno dello stand, che più di una sala sembra quasi un salotto perché comunque è elegante, bella, spaziosa, luminosa, e abbiamo iniziato proprio alle 10 con una degustazione organizzata da Copagri, dove comunque c'erano le 9 eccellenze vitivinicole del Veneto in degustazione, dove comunque la presentazione è stata effettuata proprio dal governatore Luca Zaia, che ha introdotto questo percorso che è stato fatto, e alle 11:30 un altro importante evento organizzato da Veneto Agricoltura, dove si parlava di vini di biodiversità, per cui vini biologici e in pratica un paio di tipologie che comunque sono allo studio. C'è uno studio molto importante dietro, per cui c'era questa presentazione. Tra l'altro Veneto Agricoltura, società speciale della Regione Veneto. Infatti, è stata la volta all'una poi con la Coldiretti, dove c'è stata la presentazione anche qui di un abbinamento, di quello che può essere la produzione latteo-casearia e di vini sempre del Veneto. E siamo arrivati poi alle 15, dove i nostri relatori AIS hanno iniziato la loro degustazione ospitando 3 consorzi, il Lessini Durello, il Soave, il Merlara, per cui presentazione del territorio, presentazione dei vini e degustazione con gli ospiti. Siamo passati poi alle 16:30 con i vini dei colli, un'altra degustazione molto importante dove si parlava di colli iberici, colli euganei, e anche qui sono stati presentati 2 tipologie per territorio di vino che caratterizzano proprio la produzione, per cui una giornata intensa. Ti fermo un attimo, perché io proprio su questo tema dei colli euganei, colli vicentini, vorrei sentire Emanuela, perché prima ne parlavamo ed è una cosa molto interessante, perché i colli euganei e i colli vicentini caratterizzano un po' il territorio del Veneto, hanno delle caratteristiche che in qualche modo poi si ritrovano nei vini, no? Sì, il terroir è importantissimo e questa è un'altra caratteristica comunque del Veneto, perché seguendo queste degustazioni si ha modo di approfondire anche magari sulle denominazioni che si conoscono di meno tutti questi aspetti, quelli del territorio ed anche delle caratteristiche geologiche del terreno. Semplificando proprio a grandi linee, i colli euganei sono sicuramente un territorio vulcanico per eccellenza. La zona invece dei colli iberici sì, ha un'origine più variegata, e la cosa che la contraddistingue anche da un punto di vista proprio dei territori, delle vigne, mentre si passeggia per le vigne dei colli euganei si trovano dei ciottoli o dei sassi con dentro dei fossili marini, perché è un territorio che è emerso dal mare. Questa è la cosa forse più poetica, più descrittiva, e comunque seguitissime tutte le degustazioni e gli appuntamenti, quindi questa è una cosa, un gran successo. È da sottolineare che questo spazio è uno spazio in qualche modo della Regione Veneto, però gestito da AIS Veneto. Sì, diciamo che qui c'è il lavoro di collaborazione che esiste ormai da vari anni tra Regione Veneto, Uvive, che è quella che racchiude un po' tutti quanti i consorzi del Veneto, Unione Vini Veneti, per cui e AIS Veneto. AIS Veneto, c'è questo matrimonio a 3 che va comunque a chiudere il cerchio e a dare comunque dare vita a queste degustazioni, che comunque sono molto apprezzate dal pubblico, perché ogni anno facciamo sempre il sold out. Sì, e tra l'altro il bello proprio è di far capire come i sommelier non sono semplicemente delle persone che ti raccontano un vino, ma ti raccontano un territorio, e voi sommelier, in particolare voi sommelier dell'AIS Veneto, siete bravissimi in questo. Sì, diciamo che comunque abbiamo anche il supporto di vari consorzi.
per cui una parola in più va data anche ai vari presidenti di vari consorzi che in questo ci aiutano e sono presenti qui. sì, sono presenti a tutte le degustazioni, per cui insomma questa collaborazione è proprio, ha proprio delle buone basi, perché comunque il finale è un obiettivo che viene condiviso da tutti. Io vorrei per ultimo soffermarmi su una cosa che interesserà tantissimo a casa, sapere domani, perché domani potete venire, ovviamente sarà la terza giornata del Vinitaly e ci saranno altre degustazioni importantissime, interessantissime, e adesso Giancarlo ce le anticipi brevemente. Sì, faccio una carrellata molto veloce, anche domani saranno 4 gli appuntamenti che ci vedono comunque in corsa, perché tutto funzioni, non dico alla perfezione, però quasi, bisogna comunque organizzare e avere il supporto anche dai colleghi che io ho qua in regione, che è veramente esemplare ed encomiabile, perché i ritmi sono abbastanza serrati e ci teniamo molto a mantenere comunque l'orario, perché dà proprio un segnale che quello che facciamo è una cosa seria e comunque va rispettato anche poi chi deve intervenire a queste degustazioni. Tornando a noi, domani inizieremo alle 11:30 con la presentazione della nuova DOC Pinot Grigio delle Venezie, che è questa nuova DOC creata proprio per dare importanza a questo vitigno. È una DOC interregionale. Poi passeremo all'1 con Universo Prosecco. Verranno presentate le 3 diverse sfumature o tipologie o che si possono dire denominazioni proprio del Prosecco, per cui Prosecco DOC, Conegliano Valdobbiadene e Asolo Montello. Seguiremo poi alle ore 15 con i vini veronesi, dove avremo presenti le DOC Arcole, Valpolicella, Vald'Adige, Terra dei Forti. Qui, se posso spendere anche una parola, avremo comunque ospite, oltre che il nostro Graziano Simonella, che è responsabile della scuola dei servizi a livello nazionale, in più responsabile della scuola concorsi di Ais Veneto, avremo anche il nuovo campione, miglior sommelier del Veneto, presente proprio a questa degustazione per le ore 15. Passeremo poi alle ore 16:30 a chiudere la giornata con i vini del Palladio, per cui saranno presenti quei territori proprio interessati da questo famoso architetto, per cui Gambellara e Breganze. Benissimo. A questo punto diamo appuntamento domani mattina, perché riproporremo il programma. Continuate a seguirci in diretta per voi. Grazie a voi.